Ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo tornati su Flight Simulator, giro del mondo, tappa di oggi brevissima, 196 miglia, 25 minuti da Madrid a Valencia, quindi ci godiamo, una delle città più belle del sud della Spagna. Siamo con la 320 della Red Bull, così voglio provarlo, proviamo un po' tutte le livree e fotte sega. Buono raga, andiamo subito di drone a Madrid e si gode, vai! Adesso siamo qua pronti a fare il viaggio a Madrid. Devo dire che è un po' pesante in aeroporto, soprattutto al gate, però pian pianino insomma dai, ce la facciamo. Qua c'è un aereo che sta trafficando, io godo, sapete quando c'è il traffico io godo. Bella la livrea così Red Bull, però poi si fa fatica, Negli aeroporti diciamo, infatti ho provato New York ragazzi, spero migliorino per New York, se no dovrò abbassare qualcosa tutto a ultra in 2K, l'è duretta, anche su un PC super purtroppo. Bene, qua stiamo preparando, stiamo caricando il tutto, aspettiamo qua alla fine. Ok, ragazzi, il tempo di uscire dal gate e poi torniamo con i 35-40 frame rate. Qua siamo sul 22-23, in questo punto qua siamo proprio, cioè avete visto nella fase di drone è tutto tranquillo, l'aeroporto cioè bastardo purtroppo. E siamo dati dopo 2 giorni di astinenza, siamo tornati perché ho dovuto sistemare un po' di cose, c'erano un po' di problemi con l'overclocking, robe così del PC, e allora ho fatto un po' di test, ho testato in questo momento, dai. Poi proviamo qualche driver, insomma i soliti problemi che io e mio amico abbiamo cercato di sistemare, che ci sono sempre, diciamo, all'inizio, quando prendi un PC nuovo, soprattutto dalle performance importanti. Vabbè, questo loro lo stanno facendo, perfetto. 2 aerei, oppure, boh, adesso non si capisce, adesso vediamo se effettivamente è così. Diciamo che anche il traffico che finalmente esiste
meraviglioso, si gode, però ti toglie via sicuramente frame rate, ma è anche giusto. Ok, passeggeri, bagagli, catering, tutto completato. Qua vediamo, speriamo non ci sia la... scusa un attimo. Ok, vediamo un attimo, controlliamo che tutto sia regolare perché se no mi incazzo. Sapete che per me queste cose sono fondamentali. Contatare, che figo. Ok. Pushback sempre con sterzata a sinistra. Richiedi push cazzo. Togliamo i freni. Comunque l'aereo rimane, perfetto. Su lui starà rollando, godo. Poi ne sta arrivando un altro dalla Germania. Buono. Qua possiamo dare il controllo anche al nostro copilota, almeno fa qualcosa. Se no fa veramente un cazzo. E vai, ci siamo. Dopo abbiamo la sterzata a sinistra. Ero arrogante, questo della Red Bull. Arroganza pura. Sì, comunque dai, va bene. È accettabilissimo il frame rate. Ecco, New York, se dovessi partire adesso, lo dico già adesso da New York con il frame rate che arriva anche a 15, parlo in gate, dopo è tranquillissimo, solo in gate, in caso si parte dalla pista e vaffanculo, cioè non è che si può morire. Ecco. Bene, qua dopo sulla sterzata a sinistra. Mettiamolo su però perché se no capisco un cazzo. Sterzata a sinistra. Qua abbiamo tutti benissimo, stanno rullando, ottimo. Sì, il traffico l'hanno sistemato a caso, cioè nel senso non so come, ma lo hanno sistemato e questo per me è una cosa molto importante perché rende tutto più reale, insomma. Adesso le livree servono, devo capire come fare perché c'è già forse la possibilità di fare sta cosa, devo capirla però, raga. Ok. Very good. Richiedi interruzione. Perfetto. Ottimo. E qua gli lasciamo l'autorizzazione così poi ci pensa il nostro caro amico copilota. Ok, comincia il rollaggio. Chiaramente faccio vedere un po' di più sta parte perché comunque, cioè, il viaggio non è tanto lungo, è molto corto questo, sono veramente poche miglia. Bellissima giornata, finora un brutto tempo non abbiamo ancora trovato, Tanto là continuare a rullare, perfetto, sì, cioè, l'aeroporto è vivo, il problema è, adesso sono solo le livree, che abbiamo livree comunque di default che fanno abbastanza cagare, ma una cosa alla volta, come, dai, se non essere arrogante, grazie. In aeroporto è dura, ve lo dico, cioè in aeroporto fa fatica. Anche con configurazioni mostruose fa un po' fatica, c'è può ancora fare qua. Adesso non ho il contatore perché mentre registro non mi piace averlo, però a occhio saremo sui 20. E questo per un aeroporto fatto a mano, quindi un aeroporto non ultra ma ultra più, lo chiamo io. Essendo con un mio amico dei test benchmark su vari giochi, cioè, abbiamo visto che comunque è ancora ottimizzato malissimo in realtà, perché il gioco comunque non sfrutta neanche, diciamo, tutte le risorse. Cioè non sfrutta, se si sfruttasse tutte le risorse dei 12 processori che ho, sarebbe tutta un'altra cosa. Però vabbè, bisogna anche accontentare. Ma qua dove cazzo, non sto capendo dove cazzo la pista è. Scusate un attimo. Ah, ok, di qua. Mamma mia.
Ok. My god. Allora, su take off. Spoiler. E andiamo. Chiaramente se potrei mettere Full HD e sarei tranquillo anche su aeroporti così in Europa. Però fotte sega sinceramente. Adesso tra poco sparirà tutto. E avremo la solita fluidità. Vediamo che siamo sempre tutto a cannone in 2K. Vai come vola verso la gloria eterna, ti prego. Ok. Mamma mia. Grazie. Ok. Ok. 124.23 for Airbus 0 Delta Lima. CL. Departure Airbus November 320 Delta Lima is at 3,100 feet, climbing 7,000 Qua feet. mettiamo Airbus November 320 Delta Lima Madrid departure. off. Universal Papa Delta Tango as planned. Altimeter E ok. 30.05. Perfetto. Pilota. Superiore. E ci siamo. Ok. Adesso nella parte dell'aeroporto avevo ancora un po' di problemini. Ma c'è tanto, madonna, traffico importante comunque. Questo miglioramento del traffico ha portato comunque a perdere quei 3-4 fps secondo me generali. Ma adesso torniamo alla normalità, raga. Aspetta. Ok. Spoiler, mettiamoli giusti adesso e vai. Siamo in rotta. Bellissima sta livrea, veramente. Tanta roba. Scusa? Così, no, questo è proprio un vaneggio suo, sinceramente. Ok. Siamo in salita. Salire e mantenere 190. Climb and maintain flight level 190 Airbus 0 Delta Lima. Ok. Perfetto, Beppe. Airbus 0 Delta Lima contact Madrid Center on 118.275. Stiamo un po' in esterna. 118.275 Airbus 0 Delta Lima. Madrid Center Airbus November 320. Guarda che bello, però mamma mia. Delta Fatta Lima is at 9,700 feet. Fatta da Dio Madrid. Abbiamo visto anche, diciamo, tutti i vari monumenti. Addirittura adesso devo decidere, perché come copertina vorrei mettere comunque non il Palazzo Reale ma Santiago Bernabeu. Cioè, sono un po' tentato perché è fatto da Dio. Vediamo, potrei mettere uno screenshot qua, ce lo spariamo. Vai. E vai di screen. Salire e mantenere 250. Climb and maintain flight level 250 Airbus 0 Delta Lima. Ok. Ok, perfetto. Salita che procede bene. Fatta male la Spagna comunque, grafica brutta, mamma. Qua sale sempre troppo, però secondo me è un po' troppo arrogante per i miei gusti qua. Credo che durerà secondo me tipo un minuto scarso, però. Ok, baby.
Adesso comincerò anche dei voli VFR, adesso sto cercando di capire da dove partire e andiamo. Penso che userò tanto l'Icon 5 perché mi dà la possibilità di atterrare anche in acqua e per me è una cosa stupenda. Quindi valuterò, però quello sarà tra gli aerei che userò di più. Sicuramente, anche se è molto lento ma faremo tappe corte. E ci stiamo andando verso il sud dell'Espana. Mappa. Nando. Andiamo da Fernando Alonso e dai, siamo già arrivati praticamente. Siamo già arrivati. Tra un po' mi dirà di scendere. Per chi me l'ha chiesto passeremo chiaramente per Lisbona, ma non adesso, perché dopo quando arriviamo a Valencia poi ci saranno un po' di tappe del Nord Africa, così insomma andiamo a variare un po' scenari e tutto e non ci annoiamo mai. Passiamo un po' di Europa, Medio Oriente, poi ci facciamo un po' di Africa del Nord e Medio Oriente, poi torniamo in Europa per tutte le parti succose. Se penso a Charles de Gaulle, a Heathrow, cioè andremo a godere. Aeroporti sicuramente cattivissimi dal punto di vista frame rate, però insomma aeroporti e città che non possiamo non ammirare. Non vedo vedere Parigi, Londra e quant'altro. Per Londra penso che mi prenderò anche il DLC con la pagamento a 6 euro, così ce la godiamo ancora meglio. È il tempo di salire che devo scendere a 330 ovviamente, volo rapidissimo. E mi fai fare, meglio fare così. Ok, cominciamo la nostra discesona di un volo rapido ma che è fondamentale per vedere la bellissima Valencia e poi collegarci per le tappe del Nord Africa. Sto aereo mi fa impazzire, cazzo. Io odio Red Bull, lo sapete, soprattutto la Formula 1, però il nero così mi gasa. Sta andando giù il porco? Inizia la discesa, amor mio. Piano piano, sapete che ho bisogno sempre di un po' di tempo perché per il computerino per elaborare quello che c'era la mia richiesta. Puoi scendere. Oh, ci siamo ragazzi. Inizia il sentiero di discesa. Sì, il sentiero di discesa. La discesa, abbiamo superato Nafio, che siamo ormai. Qua siamo veramente tanto vicini già all'arrivo, Qua vediamo già traffico. Godo. E poi c'era anche un iscritto, soprattutto le live di nome Traffico, e diventerà l'idolo di Flight Simulator, cazzo. Scendere a 13.000. Descend and maintain 6,000 feet. Expect ILS Yankee runway 12 approach by Charlie Lima Sierra transition. Vediamo una cosa. Charlie Lima Sierra Airbus 0 Delta Lima. Ok, perfetto. Mamma, ci siamo vicini. Oh, inizia qualche nuvolotta. Pericoloso perché mi ha fatto salire troppo alto, la tratta è troppo corta e siamo praticamente arrivati e siamo a 19.000. Ho idea che dobbiamo farci un bel giretto e rifare l'avvicinamento al 90%, sarà così secondo me. La vedo difficile, lui sta scendendo però fa fatica. Le tappe corte hanno questo rischio, per quello a volte sarebbe meglio mettere IFR con aerovie basse, però non è reale, cioè non è reale, c'è poco da fare. Era impossibile, quindi sto facendo sto circumnavigando l'avvicinamento di Valencia così per poter arrivare giusto, perché sennò era proprio impossibile, non aveva senso. Allora preferisco prendermi, come si dice, avanti in anticipo e fare questa piccola deviazione per poi tornare con calma e tranquillità a Valencia e fare l'avvicinamento corretto, se no era proprio impossibile, tanto qua noi ci godiamo il paesaggio e sinceramente fotte sega del resto. Però ripeto, era veramente impensabile, non ci metteremo moltissimo, ma era fondamentale. Eravamo arrivati qua ormai
Avevamo ancora 10.000, quindi era un po' impossibile fare un avvicinamento corretto. Ci siamo, ha fatto il giretto che tanto mi ha rotto un po' i maroni, ma vabbè, ci sta, dai. Ci sta tutto, raga. Se no veramente era impossibile atterrare correttamente, dovevo fare un casino atroce. Guarda che bella giornata qui a Valencia. Siamo arrivati. Ah, qua abbiamo già anche... Qua comincia già il sentiero di discesa anche, ragazzi. Che arroganza, figlio. Arroganza incredibile. Per un cume pazzesco. Questa è una tappa veramente velocissima, cioè... adesso cominciano anche tappe più lunghe, perché per carità le prime forse sono comunque sempre su distanze accettabili, però quando cominciamo ad arrivare in Africa, anche le tappe in Medio Oriente per arrivare a Dubai, 2000 for Katzen, non saranno proprio cortissime. Ok, qua possiamo anche un attimo. Vai. Aspetta, le lucette però. One e two. Manca, sì, l'aeroporto lo vediamo, possiamo salutare qua tutto. Prendiamoci sempre per tempo perché non voglio dimenticarmi. In realtà il carrello lo puoi buttare giù un po' dopo, ve lo dico sempre questo, ma è così. Ok, ci siamo, ragazzi. Ok. Allineati perfetti, sentiero perfetto. Tutto rego. Autorizzazione all'atterraggio. E arriviamo a Valencia, dove ci sarà Gaizka Mendieta ad aspettarci, il nostro idolo Mendietone. Me lo vedo già con la maglietta di terra mitica valenziana. E ce lo godiamo, signori, ce lo godiamo a cannone. Oh, no, ti prego, non vorrei beccarmi aerei in bocca, sinceramente, grazie. Guarda com'è cambiato da solo, senza... Cioè, non è che siete aggiornamenti o robe, così dal nulla c'è il traffico. Bah. Le cose inspiegabili della vita. Ma va bene. Tutto rego, me ne frego. Adesso mettiamo l'ultima esternazza per ammirare l'aeroporto valenziano con relativo scenario. Se Valencia non è che sia una città gigantesca, anche col drone nel prossimo video faremo vedere cosa è il porto, il Mestalla, se c'è, non 1000 cose, ecco. Sembriamo un po' veloci però. Vai. Ma in realtà siamo giusti, Ok, guarda che bello! Aspetta, ma questa roba bisogna togliere dei coglioni però, grazie. Grazie. 100, 60, 50, 40, 30. Ok. Vogliamo il touch. Vogliamo il touch. Siamo un po' storti adesso, però. Più brusco del solito. Più brusco, si vede che non volavo da 2 giorni. Non brutto, però non so perché. Spoiler. Un po' stortino,
Ok. Airbus 0 Delta Lima, contact ground on 121.875. 121.875 for Airbus 0 Delta. Buono, siamo arrivati, raga, siamo arrivati. Sto commentando non tantissimo, ma ho fatto 2 giorni dove veramente non ho dormito per sistemare anche il PC. Sono abbastanza cotto, fioi. Dai, dammelo qua, dammelo vicino. Ugo. Sì, perfetto. Sei un figo. Ti voglio bene. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Perfetto, qua c'è un uomo che vuole morire, attenzione. Vabbè, crepa. Sì, il parcheggio è un po' così, però non abbiamo neanche l'ometto che ci dà il supporto. Dai. Non so se riusciremo a attaccare il... Vediamo. Bagagli. Ci saranno? O ce li siamo persi? Oh no, arrivano sempre ormai. Catering. Valencia ground, Airbus November 320 Delta Lima, could you please send the catering truck? Airbus November 320 Delta Lima, we can... Ah, ok, noi non possiamo mangiare, va bene. Sciopero della fame. E sono curioso di vedere questo, se va. Siamo parcheggiati un po' di merda oggi, eh. Vediamo. Ok, qua. Ah, eccolo qua, fantastico. Ottimo. E niente raga, ho salutato il comandante veneziano, buon volo, un cume un po' assonnato, un po' stanco, vi chiedo scusa, ma veramente ho fatto delle giornate un po' difficili, ore di sonno pari lo zero, e niente, ho salutato il comandante veneziano. Prossima tappa, andiamo in Nord Africa, ciao!